Argomento molto importante, quello di cui vi parleremo adesso. Sì, parliamo di emergenza abitativa, perché in queste settimane vi abbiamo raccontato tante storie, via Galeso al quartiere Tamburi, abbiamo raccontato il crollo del cornicione della palazzina di via Giovangiovine a Taranto, vicino alla chiesa del Sacro Cuore, e quindi tutte queste famiglie che hanno bisogno di una casa, ma ce ne sono tantissime. Adesso si parla anche di Porta Napoli e della città vecchia. Per parlare di tutto questo e soprattutto per capire quanta gente ha bisogno di un'abitazione, abbiamo al telefono Denny Pascarella, che è il presidente di Arca Ionica. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, lo ha detto anche il sindaco l'altro giorno, ci sono tanti tarantini che hanno bisogno di una casa, c'è una grossa emergenza abitativa, ma voi che avete il polso della situazione ad Arca Ionica, che gestisce le case popolari, quante sono le domande di casa popolare a Taranto? Allora, attualmente le domande di case popolari sono misurate dalla graduatoria comunale, che misura 550 cittadini, di questi 550 nuclei familiari. Di questi 550 attualmente in graduatoria sono state assegnate ad oggi circa 25 case, per cui resta come graduatoria da soddisfare oltre 500 domande, che tenete presente rappresentano però la metà delle domande in graduatoria della precedente, che era oltre le 1000 famiglie. È un numero grandissimo. Sì, è un numero importante. A questo numero si aggiungono poi le situazioni dell'emergenza abitativa, che sono caratterizzate quindi da situazioni di eccezionalità rispetto anche a quella che è la graduatoria comunale. Insomma, quelli che noi sentiamo gli sgomberi delle palazzine. Questioni derivanti da situazioni di pericolo e quant'altro, quindi quelle sono nuclei familiari che attengono al segmento dell'emergenza abitativa, perché nell'ambito del panorama dell'abitare abbiamo l'edilizia residenziale pubblica, che è misurata dalla graduatoria, ma poi abbiamo naturalmente le situazioni a vario titolo di emergenza abitativa, come possono anche essere ad esempio degli alloggi impropri. E come si risolve questo problema? Abbiamo possibilità di trovare un'abitazione a tutte queste persone? Allora, sicuramente l'emergenza abitativa va affrontata con misure straordinarie rispetto a quella che è la dotazione di case attualmente a disposizione, perché case da assegnare naturalmente si liberano con molta in misura inferiore rispetto a quello che è la domanda. Peraltro a questo tenete conto che pendono in prefettura 200 posizioni di occupanti senza titolo, già che hanno ricevuto la notifica di decreto di rilascio. Questo che cosa voglio dire? Voglio dire che l'assenza di occupazioni senza titolo darebbe certamente un ventaglio superiore rispetto alle domande in graduatoria. Per quel che riguarda l'emergenza abitativa vanno trovate, come dicevo, misure straordinarie. Certamente la misura che ha posto in essere il Comune, quella finalizzata a reperire alloggi sul mercato privato, quello è un segmento che si deve assolutamente percorrere. Quindi si riferisce al supporto economico al fitto che dà economico al fitto, perché quella è un'altra misura per contrastare questo fenomeno, perché tenete presente che il panorama della criticità dell'abitare si compone anche di un terzo segmento, che sono peraltro le persone che abitano in una casa a locazione privata e che rischiano di essere espulse da questo sistema per questioni collegate a criticità reddituali. Velocemente un'ultima domanda, abbiamo un secondo. La Regione Puglia ha varato un decreto per le case popolari, c'è la possibilità di costruirne di nuove, giusto? Allora, abbiamo in essere, grazie anche ai finanziamenti FSC, abbiamo in programma come Taranto città la costruzione di 56 alloggi a Paolo VI, oltre a un cantiere di 22 alloggi che è attualmente in fase di ultimazione. Tenete presente che rispetto alle case popolari che si realizzano,
la legge prevede la possibilità di una riserva del 25% di case popolari per l'emergenza abitativa. Quindi, Perfetto. Grazie mille a Danny Pascarella, presidente di Arca Grazie a voi. Ionica. Grazie. Arrivederci.